No, io credo che nel primo intervento mi ero espresso abbastanza chiaramente sulla nostra volontà di introdurre sì le rendicontazioni, ma di non bloccare gli enti che stanno erogando l'assistenza. Io mi chiedo se i consiglieri che sostengono appunto questa legge hanno letto bene l'emendamento, nel senso che siamo favorevoli alla rendicontazione, ma se dobbiamo chiedere a chi gestisce di anticipare la spesa, questo, e lo ribadisco per l'ennesima volta, vuol dire aiutare le grandi cooperative, quelle che hanno paradossalmente più capitale, quelle che possono anche avere capitale provenienti da fonti illecite, no? Per cui se vogliamo che anticipino questi soldi, devono averli da qualche parte. Se voi ritenete di aiutare le grandi cooperative, pur introducendo la rendicontazione, cosa meritevole che noi sosteniamo, volete aiutare le grandi cooperative, quelle che hanno molti capitali, fatelo, altrimenti sappiate che dal nostro punto di vista non è la soluzione ideale.